settore. Buongiorno, ben ritrovati, buon martedì, siamo in diretta come ogni giorno, oggi tanti gli argomenti, tanti i collegamenti con le nostre redazioni, fra qualche minuto ci collegheremo con Conegliano, si parlerà di vittime della strada, una delle piaghe che più gravi non solo nella provincia di Treviso ma un po' in tutto il Veneto. Ricordiamo ieri è morto il 18enne dopo aver lottato tra la vita e la morte all'ospedale di Treviso, a Cimadolmo, dove forse per una bravata, forse per una sfida era salito sul cofano dell'auto in corsa, poi è caduto ed è stato travolto dalla stessa auto ed è morto circa 10 giorni dopo il ricovero in ospedale a Treviso. Ed ancora un incidente a Presina in provincia di Padova, dove a morire è stato un quarantenne a causa sempre di un incidente stradale. Ci collegheremo fra qualche minuto con la nostra Anna De Roberto che si trova a Conegliano, ma prima in primo piano ora il nostro sondaggio e parliamo però di mobilità urbana, perché a Casugana c'è una proposta, più di una proposta, che riguarda la realizzazione di un tram elettrico e così dice il sindaco di Treviso si riduce l'inquinamento. Ci sarebbe anche l'ok del Partito Democratico, però noi vogliamo proprio domandarlo a voi. Tram a Treviso, vi piace l'idea? Se siete d'accordo, quindi sì, lo 0422 16 26691, se invece non siete d'accordo, lo vedete in rosso, lo 0422 16 26690, potete cominciare già a votare, e l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di prima serata di questa sera, Ring. Ed ora la vedo già nel nostro schermo, la nostra Anna De Roberto, la vedo con il sindaco di Conegliano. Sì, Anna, buongiorno. Eccoci Daniela, buongiorno, buongiorno a te. Oggi, 30 gennaio, sono 2 anni dalla morte di Sara e Jessica. Lo ricorderete, le due cugine che sono state travolte da un SUV lungo la A28, sono state tamponate, la loro vita è finita lì lungo la A28, ed oggi per ricordarle siamo a Conegliano, perché alle nostre spalle c'è la scuola elementare Pascoli, più in là c'è la scuola media Grava, sono istituti, scuole che le ragazze avevano frequentato. C'è stato davvero un momento di commozione, perché oggi sono state piantate 2 alberi per ricordare Sara e Jessica, e poi è stata scoperta una panchina per ricordare tutte le vittime della strada. Io sono qui con il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Buongiorno sindaco, e sono anche con la presidente dell'associazione Alba Vittime della Strada. Vi chiedo di avvicinarci e chiedo anche a Renato Capoia che è con noi, perché vorrei proprio farvi vedere la panchina che è stata scoperta. È una panchina bianca, appunto per ricordare tutte le vittime della strada. Già sopra la panchina sono stati appoggiati dei fiori, e quelli che vedete, eccoli qua, questo è un albero e quello è un altro albero, Sara e Jessica. Qui con noi c'erano i genitori di Sara e di Jessica, scusate, il papà di Sara, e c'erano anche i nonni. Allora, partirei da lei sindaco, perché il suo comandante della polizia locale oggi nel corso di questa bellissima e toccante cerimonia ha lanciato un messaggio ed ha voluto proprio ricordare il ragazzo a cui hai fatto riferimento tu, Daniele, in apertura, il 18enne morto dopo 9 giorni di agonia perché appunto faceva surf sul cofano della macchina. Ed oggi il comandante della polizia locale di Conegliano ha voluto proprio partire da questo episodio per lanciare un messaggio ai ragazzi. Ma mi sembra assolutamente corretto. Innanzitutto grazie non solo ai genitori di Sara e Jessica, ma anche a tutti gli altri genitori che erano qui presenti e familiari delle vittime della strada. Questa panchina servirà a sensibilizzare, è una giornata importante per Conegliano, perché veramente ricordare queste persone vuol dire che la loro memoria rimane qui tra di noi, rimane come esempio, tra l'altro tra 2 scuole frequentate da loro, per cui Jessica, Sara, ma abbiamo ricordato anche Margherita, Marco, 26, 20, 30, 23 anni, vite spezzate in età giovanissima, e se ci sono delle casualità che non possiamo sicuramente, sulle quali non possiamo intervenire, ha fatto bene il comandante a ricordare invece che ci sono delle situazioni che si possono evitare andando all'interno delle scuole, come fanno le forze dell'ordine, come fanno le associazioni che ricordano chi non c'è più, a sensibilizzare i nostri ragazzi, a ricordare che la strada comunque è un pericolo costante, chiunque di noi guidi ha un'arma in mano, bisogna guidare ricordandosi
di evitare situazioni dalle quali poi non possiamo più tornare indietro. Quando è stata scoperta la panchina lei ha rivolto lo sguardo al cielo? Ma assolutamente sì, io penso che questi ragazzi ci stiano guardando, ho detto ai loro familiari che devono essere orgogliosi perché i loro ragazzi saranno orgogliosi di loro. Tramutare le tragedie in speranza per le nuove generazioni è un esercizio che possono farlo solo le grandi persone come sono queste. Romina Ceccato è con noi, c'è sempre in questi momenti, vuole esserci e dice io voglio essere un volto e una forza per tutti i genitori che hanno perso un figlio sulla strada, come è successo a lei Romina che ha fondato l'associazione Alba. Che simbolo è questa panchina? Che cosa significano questi alberi? Allora, intanto innanzitutto ringrazio il sindaco di Conegliano e l'amministrazione comunale che bene o male mi informa sempre e considera tutte, come ha detto lui, a prescindere da dove sono, ma sono tutte vittime. Ha ragione una cosa, come ha detto il sindaco, guardare il cielo, perché oggi se c'è questo sole è perché loro sono orgogliosi di quello che noi stiamo facendo. In poche parole non li stiamo tenendo in vita e continuano loro ad essere vivi per noi. Quello che io dico è che questa panchina, tu mi hai chiesto che cosa rappresenta questa panchina. Questa panchina rappresenta una piccola, ma magari sarà non piccola o grande, dopo ognuno la vedrà, ma come posso spiegarti, un riconoscimento che anche loro hanno adesso un po' di rispetto, anche loro sono considerati, attenzione non fraintendiamo quello che ti sto dicendo, ma adesso c'è un simbolo che c'è il rispetto, io l'ho detto anche prima, io ho rispetto per tutte le vittime, ma consideriamo vittime anche quelle che sono sulla strada. Dopo ci sono, come ha detto il comandante, dei vigili, quelli che fanno le bravate, vogliono farsi vedere più grandi di quelli che sono. Mi ha fatto rabbia leggere la notizia di questo atto, no? Di questa moda di fare surf piuttosto che fa rabbia insomma, ad un genitore che un figlio l'ha perso sulla strada. Sì, guarda, a me ha fatto molto rabbia, ma sai che cosa, più che la rabbia, cosa avrei fatto io? Io avrei preso quella famiglia, quel ragazzo e li avrei portati perché non è solo quello che adesso non c'è più, cioè c'è tutto il gruppo insieme che automaticamente, io lo dico sempre, cioè quando ti senti escluso fai anche quello che magari non vorresti fare, ma perché? Perché questo adesso c'è nella mente dei ragazzi questa cosa, e io avrei preso quel ragazzo e gli altri suoi amici, li avrei portati qui a vedere questa panchina che è stata messa. Ma una cosa che io chiedo, come ho detto anche al ministro Salvini e anche nell'incontro che abbiamo fatto con il ministro Nordio, incominciamo a mettere in pratica il giusto codice stradale e le leggi, perché secondo il mio punto di vista devono viaggiare sul stesso treno, no un treno prima, un treno dopo, e come ho detto decidiamo quale codice stradale fare, perché qua prima un giorno ce n'è uno, adesso c'è i 30 chilometri, e quando uno commette qualcosa che potrebbe essere un provocatore di incidenti o un insegnamento, perché i social non stiamo a dire che non insegnano, non basta ritirare la patente, io non sto condannando a morte nessuno, non basta ritirare la patente, non basta dargli una multa, mettiamola a fare i servizi sociali o altrimenti rimettiamo il militare che magari un po' di regole gli insegnano a questi ragazzi o anche magari a noi adulti. Grazie Romina, grazie per essere stata con noi, grazie al sindaco Fabio Chiesa. Io Daniela vi lascerei con le immagini ancora di questa panchina, si legge in memoria di tutte le vittime della strada, ci sono dei fiori rose, rosa e blu e poi appunto questi alberi, simbolo di vita con i rami insomma che guardano al cielo per ricordare Sara e Jessica che ci hanno lasciato sulla strada purtroppo il 30 gennaio di 2 anni fa. Da Conegliano io restituisco la linea. Grazie davvero Anna De Roberto, grazie anche ai suoi ospiti. Noi continuiamo a parlare purtroppo di vittime della strada, nebbia e ghiaccio fatali ieri a Piazzola. Il 40enne romeno morto nell'incidente di Presina aveva avvertito al lavoro che avrebbe fatto tardi proprio a causa delle pessime condizioni meteo.
Prima di partire da Carmignano per rientrare nell'azienda agricola dove lavorava, aveva avvisato il suo datore di lavoro che avrebbe fatto tardi, la nebbia era tanto fitta ed era meglio andare piano, una prudenza che però non è bastata a salvare la vita da Aurelian Patrash, il 40enne operaio romeno, morto ieri mattina poco dopo le 6:30 mentre percorreva la strada provinciale Contarina all'altezza di Presina, Piazzola sul Brenta. Oltre la nebbia, l'asfalto bagnato, quasi ghiacciato, che hanno provocato la sbandata. Il furgone guidato da Patrash, che con la moglie e il figlio di 9 anni viveva a Campo San Martino, si è scontrato con un terrapieno e poi è finito sul fossato della corsia opposta. Il corpo del 40enne è stato sbalzato sull'asfalto, le ferite e i traumi sono stati letali. Nell'incidente sono rimasti coinvolti 2 mezzi che non sono riusciti ad evitare l'impatto con il furgone che stava carambolando. La nebbia fitta ieri ha provocato numerosi incidenti e tamponamenti sulle strade della provincia, a Campodarsego, Grantorto e Villafranca. Per la data dei funerali di Aurelian Patrash, ora si attende la chiusura delle indagini sulla dinamica dello schianto e nulla osta della procura alla restituzione della salma ai familiari. Rimaniamo nel Padovano, tragedia sfiorata invece a Monselice, dove un 15enne che stava andando a scuola è stato investito da un automobilista che poi è scappato. Investito a pochi metri dalla stazione degli autobus di Monselice in via Cadorna mentre attraversava le strade sulle strisce. Stava andando a scuola il ragazzino di 15 anni che questa mattina è stato centrato in pieno da un'auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. Il conducente della vettura, ripresa anche dalle telecamere di sorveglianza della fermata dei bus, si è presentato pochi minuti dopo al comando della polizia locale della città della Rocca. L'automobilista è un 79enne del posto che è scappato dopo essere stato colto dal panico. Il minorenne invece è stato soccorso e portato in ospedale a Schiavonia, è ferito ma non in modo grave. L'investimento è avvenuto davanti a tanti altri studenti e amici del ragazzo che hanno subito allertato i soccorsi e la polizia locale. Ora l'anziano conducente dell'auto rischia una denuncia per omissione di soccorso. In coma da 37 anni è morto Alessandro Guarnieri, il paziente padovano in stato semivegetativo più longevo d'Europa. La famiglia si è presa cura di lui dal 1987, quando è stato vittima di un incidente in moto a 17 anni. Una foto che cristallizza il tempo che si è fermato 37 anni fa, il volto di Alessandro, 17enne. Alessandro, il mio adorato fratello, ci ha lasciati, finalmente ritroverà quella pace che tanto gli è mancata nella vita. Ciao Ale, ti ricorderò sempre così. Le parole scelte da Andrea Guarnieri per salutare il fratello morto dopo 37 anni di coma vegetativo. A 17 anni Alessandro rimane coinvolto in un brutto incidente in moto. Era il 15 settembre del 1987. La famiglia Guarnieri, che vive a Padova per 37 anni, ha curato e assistito Alessandro, che dopo quell'incidente stradale non si è più ripreso e rimase in coma vegetativo. La storia della famiglia padovana Guarnieri è una storia di dolore ma anche di infinite cure, nella speranza di un risveglio che però non c'è mai stato. Cure amorevoli di 2 genitori e di un fratello che in questo tempo hanno permesso ad Alessandro di vivere per 37 anni. Alessandro, con la sua storia, è stato così il paziente in coma vegetativo più longevo d'Europa. I funerali di Alessandro Guarnieri si svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle 15:30 nella chiesa di San Daniele a Padova, in Corso Umberto. Ed ora andiamo invece nel Trevigiano. Nel weekend 2 pattuglie del comando di polizia locale di Castelfranco sono intervenute congiuntamente al personale del 118 per una violenta lite, le cui cause sono ancora in corso di aggiornamento tra 2 coniugi di origine nordafricana in un appartamento di via San Martino e Solferino. La polizia locale ha trovato la donna in visibile stato confusionale dopo aver subito un'aggressione da parte del marito, che le ha messo le mani al collo. Nell'immediatezza è stato attivato il protocollo per la violenza domestica. La donna è stata confortata e con il supporto di uno psicologo è stata condotta in un luogo protetto. Della cosa è stata data immediata comunicazione al magistrato di turno, che ha seguito passo dopo passo l'evoluzione del tutto. Nel frattempo una pattuglia di agenti in borghese, con il supporto di un assistente sociale, si sono occupati dei 3 figli minori in procinto di uscire da scuola.
e prelevati dagli istituti scolastici sono stati accompagnati a ricongiungersi con la madre assistita da un agente del comando di polizia locale specializzata e formata nel trattamento dei casi di violenza di genere e da una psicologa del centro antiviolenza. Fondamentale l'intervento del personale di via Avenale. Il comando ha da tempo avviato proprio dei corsi di formazione sul tema della violenza di genere, specializzando una figura professionale capace di saper gestire l'evento nei suoi momenti più delicati e con il giusto approccio, e questo è stato uno di quei momenti. Ed ora invece torniamo a parlare dell'omicidio di Paderno del Grappa. I carabinieri del RIS di Parma sono andati ieri sul luogo del delitto, accertamenti approfonditi anche sull'auto di Bledar Dedia, il 39enne ucciso il 20 gennaio scorso. Nel primo pomeriggio il mezzo attrezzato dei carabinieri del RIS di Parma ha raggiunto il bosco a Paderno del Grappa, dove è stato trovato il corpo di Bledar Dedia, il 39enne ucciso il 20 gennaio. Hanno perlustrato la zona, effettuato accertamenti sul terreno. Si cerca ogni minimo indizio per dare un nome ed un volto al killer che ha colpito la vittima oltre 20 volte. Si cercano anche le chiavi dell'auto del 39enne che non aveva addosso quando è stato trovato il corpo. La macchina chiusa, forse a portarle via è stato lo stesso assassino, ma è tutto da accertare. E poi i rilievi e gli accertamenti sui vestiti dell'uomo. Non solo, ma è stata anche passata a setaccio la Mercedes di Dedia, sequestrata e portata nella caserma dei carabinieri a Castelfranco Veneto. Qui i carabinieri del RIS sono rimasti per l'intera mattinata. Nessuna traccia evidente era stata trovata all'interno dell'auto, ma non viene escluso che l'assassino possa essere arrivato nel bosco assieme alla vittima con la sua auto. All'interno i carabinieri avevano trovato il portafoglio dell'uomo e il cellulare, e diventano fondamentali anche gli accertamenti che si stanno effettuando sul telefono del 39enne. Forse nei messaggi o nelle chiamate potrebbe esserci un indizio che possa chiarire questo omicidio. L'ipotesi più accreditata per ora rimane quella del delitto passionale. La rabbia con cui il killer ha ucciso il 39enne potrebbe far pensare ad un raptus oppure ad una vendetta premeditata. Ora bisognerà attendere i risultati degli accertamenti del RIS. Gli investigatori stanno battendo tutte le piste senza tralasciare nulla. Una notizia che arriva invece da Verona. La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di Nicolas Coppola, 27 anni, già agli arresti domiciliari da qualche settimana, che proponeva e collocava abusivamente prodotti e servizi di investimento finanziario. Le indagini diretti dalla Procura della Repubblica Scaligera e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria avevano preso avvio dall'approfondimento di numerose querele per truffa presentate da decine di veronesi nei confronti dell'indagato, il quale almeno dal 2021, anche mediante i propri profili social, seguite da oltre 26.000 follower, si promuoveva come persona di grande successo in ambito finanziario e pubblicizzava eventi e società attive nel mondo degli investimenti in criptovalute. Nonostante le prescrizioni imposte dall'ordinanza ai domiciliari, Coppola ha continuato a comunicare comunque con il cellulare e i computer connessi ad internet. Il GIP, su richiesta della Procura, ne ha così disposto la traduzione in carcere. Ed ora andiamo invece a Bassano con un'esperienza di lavoro al commissariato di polizia di Bassano per studenti e studentesse del liceo Brocchi. Sentiamo. Indice valutessa. Studenti e studentesse del quarto anno del liceo Brocchi al lavoro agli sportelli del commissariato di polizia di Bassano per sveltire le pratiche per il rilascio dei passaporti. Sono stati infatti impegnati per una quindicina di ore a testa in orario pomeridiano, dopo scuola, a prendere gli appuntamenti per chi richiedeva il documento per l'espatrio. Un'esperienza formativa a 360 gradi che li ha visti entrare in contatto con il personale del commissariato, con la gente, non sempre così paziente, ci hanno confidato al microfono, ma soprattutto con la realtà del mondo del lavoro.
È stato semplice, però allo stesso tempo è sempre stata essenziale serietà, precisione assolutamente e un'assoluta attenzione in ogni cosa che mettavamo, ogni cosa che scrivevamo. È stata una bellissima esperienza, abbiamo potuto vedere il lavoro che c'è dietro il passaporto e questi sportelli. È stata un'esperienza che non mi aspettavo di fare. Ho imparato a relazionarmi con le persone, ho imparato come si fa un lavoro d'ufficio. Che cosa ti ha dato in più questa esperienza? Beh, sicuramente l'approcciarsi con le persone, perché comunque vengono tutti i tipi di persone, che ogni persona è diversa, però noi dobbiamo sempre tenere certi toni e un modo formale. Quando magari arrivano persone un po' più che pretendono di avere tutto subito, e quindi tu devi anche un po' interfacciarti educatamente, però allo stesso tempo magari ti viene un po' la rabbia perché tu sei là super indaffarato, devi accogliere un sacco di persone e arrivano queste che pretendono un sacco di cose ed è difficile un po' gestire tutto. E c'è chi, approfittando dell'esperienza in commissariato, ha già un'idea sul suo futuro. Io vorrei studiare giurisprudenza e magari entrare o nell'esercito o nella polizia, non sono ancora un po' indecisa, però vediamo. Quindi forse magari questo era proprio un segno del destino. Sì, speriamo, me lo auguro. Ed ora da Bassano invece ci spostiamo a Vicenza. L'amministrazione punta alla capillare partecipazione dei cittadini alla vita nei quartieri, presenta il progetto dei consigli di quartiere. Ce ne parla la nostra Luisa Bertini, che vedo già nello schermo. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia dell'assessore Matteo Tosetto, assessore alle politiche sociali, in questo caso assessore ai quartieri, perché c'è un'importante novità che riguarda proprio i consigli di quartiere. Sì, noi oggi presentiamo la scelta che l'amministrazione pone a tutte le forze politiche del Consiglio Comunale di Vicenza. La maggioranza ha fatto un percorso molto lungo e avremmo appunto pensato di poter ridare alla città di Vicenza dei consigli di quartiere, degli organismi di partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine, proprio per avvicinarsi a quelle che sono le scelte amministrative, ma soprattutto per ridare un vero senso di appartenenza alla comunità. E poi fungeranno anche un po' da sentinelle del territorio per mettersi in relazione con l'amministrazione. La nostra proposta appunto prevede che questi consigli abbiano non solo appunto una funzione di ascolto, ma anche una funzione di proposte. Saranno possibile anche consultarli, ma soprattutto anche possono proporci delle attività. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita di ogni singolo quartiere, questo lo vogliamo fare attraverso i cittadini. Ecco, quartieri che di fatto non esistevano più già dal 2008, questa diciamo è una soluzione alternativa. Sì, il decentramento amministrativo in città di Vicenza non c'è più dal 2008 proprio perché la norma non lo prevede più. Questi non sono consigli di circoscrizione, non liberate nessun potere deliberativo, ma saranno dei consigli di quartiere specifici proprio con realtà importanti, perché la composizione anche, quindi chi sarà poi un consigliere di quartiere saranno cittadini e cittadine che liberamente si mettono a disposizione e che il Consiglio Comunale eleggerà, ma anche le realtà associative, tutte le realtà ricche del nostro territorio, perché del volontariato ne abbiamo molto bisogno, non solo per poter dare una maggiore risposta ai nostri cittadini, ma anche per poter leggere i bisogni. Ecco, io ringrazio l'assessore Tosetto e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi andiamo avanti, ci spostiamo invece nel veneziano a Mestre. La vedo qua nello schermo la nostra Anna Maria Parisi. Parliamo della sentenza che riguarda alcuni operatori dell'RSA di San Donà che erano stati accusati di maltrattamenti nei confronti degli ospiti. Anna Maria, a te la linea. Buongiorno Daniela, sì, sono stati tutti condannati 5 operatori della casa di riposo ribattezzata degli Orrori a San Donà di Piave, il cui nome è monumento ai caduti di tutte le guerre. Sono stati condannati i 2 uomini e le 3 donne a 24 anni, quasi 24 anni di carcere in totale rispetto ai 38 chiesti dal pubblico ministero.
quindi pene decisamente più lievi rispetto a quanto hanno subito gli anziani ospiti della struttura. Nel caso di 7 anziane, Daniela, anche violenze sessuali, per cui è stato condannato soltanto uno degli imputati già detenuto in carcere. Quindi questo è il totale delle condanne comminate a tutti i 5 operatori sociosanitari di questa casa di riposo, accusati non soltanto di insulti, botte, maltrattamenti, ma anche, come ripeto, violenze sessuali ai danni di 7 anziane ospiti della struttura, con anche il cagionamento della morte di una delle anziani ospiti per i maltrattamenti subiti. Naturalmente, dopo la lettura del dispositivo, tenutasi qui in aula bunker a Mestre, vediamo con le immagini di Alberto Pivetta, per queste condanne decisamente più lievi rispetto a quelle richieste dall'accusa, sono scoppiate le proteste dei parenti degli anziani, ripeto, percossi, maltrattati e violentati. Si parla di decine di episodi di maltrattamenti e violenza all'interno del reparto Viola di questa casa di riposo, monumento ai caduti di San Donà di Piave, quindi qui in provincia di Venezia, episodi che sono accaduti tra il 2019 e il 2023 da parte dei 5 condannati. E c'è da dire che di queste violenze erano a conoscenza tutti nella struttura, ma tutti avevano taciuto fino a quando una delle anziane dell'ospite della struttura non ha parlato con gli inquirenti. Da qui sono scattate le indagini con le telecamere posizionate naturalmente in modo nascosto dagli inquirenti. E dall'aula bunker di Mestre è tutto, la linea torna a te, Daniela. Grazie davvero a Anna Maria Parisi, grazie. Quindi avete sentito condannati tutti gli operatori. Noi ora andiamo avanti, ci spostiamo nel Trevigiano sempre per parlare di cronaca. Arrestato e messo ai domiciliari per furto un 48enne di San Biagio di Callata, si è tolto la vita prima dell'udienza di convalida. Io mi stavo recando presso il tribunale quando ho ricevuto una telefonata dai carabinieri di Silea che mi avvertivano una certa difficoltà nel rintracciare il caldato. Ho provato a contattarlo anch'io, ma non ci sono riuscito, e poco dopo mi hanno ricontattato dicendomi che avevano sfondato la porta e che lo avevano trovato purtroppo giacente sul pavimento. Avrebbe dovuto presentarsi all'udienza di convalida dell'arresto per un furto commesso ieri a Silea. Era stato scoperto in flagranza a cercare di introdursi all'interno di un vecchio mulino adibito a ricovero. Aveva portato via un mazzo di carte, poi restituito. Andrea Caldato questa mattina si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di via Alfieri numero 6. Qui viveva da solo. I carabinieri erano andati a prenderlo. Aveva finito di scontare i domiciliari ad ottobre. Vi era finito per aver commesso una rapina in concorso in un'abitazione a Santa Bona, difeso anche in quel caso dall'avvocato Mario Nordio, profondamente scosso dall'accaduto. Mi sembrava che fosse relativamente tranquillo, anche perché aveva un'attività lavorativa. Evidentemente non era così, e questo malessere, questo disagio interiore di cui soffriva ha preso il sopravvento. E aveva mai dato segni attraverso le parole, parlandone con lei? Sono quelle parole che si dicono, a cui non si dà importanza, perché fondamentalmente lui ha sempre sostenuto che ci fosse se non un complotto della giustizia nei suoi confronti, comunque che la sua situazione fosse stata manipolata da terze persone. Caldato aveva un'altra denuncia pendente per stalking. Era stato denunciato dall'ex compagna che aveva ottenuto l'affidamento esclusivo del loro figlio. Era finito in quella circostanza sui giornali per aver ripreso i vestiti della donna a bruciare su un barbecue ed aver a lei inviato quelle immagini pesanti, convincendola così a sporgere denuncia. Procedura vuole che questa mattina l'udienza di convalida si sia dovuta svolgere ugualmente, con la chiusura della pratica, si dice in gergo, per estinzione del reo. E rimaniamo nel Trevigiano, andiamo lungo la Nuolese, guardate le immagini con code davvero chilometriche questa mattina su una strada che fra l'altro è già sempre molto trafficata per dei lavori in corso in prossimità dell'aeroporto di Treviso. Davvero disagi per gli automobilisti che si sono dovuti fermare anche per diversi minuti. Ecco qua, lo vedete il cartello dei
dei lavori in corso, qualche protesta da parte degli automobilisti che hanno dovuto davvero fare delle code chilometriche e insomma la speranza è che nella giornata la circolazione possa tornare regolare, anche se, come vi dicevo, questa è una delle strade più trafficate davvero ogni giorno a tutte le ore. Ed ora invece andiamo a Belluno, Santo Stefano, divelto il box Prevelox posto in via Udine a nemmeno 100 metri dal luogo esatto in cui lo scorso luglio Angelica Hutter investì e uccise il piccolo Mattia Antoniello, il Papa Marco e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin, una ragazzata di cattivo gusto. Il commento della vice sindaca Elisa Bergagnin. È bastato svitare 2 bulloni per far sbilanciare il box Prevelox di via Udine a Santo Stefano di Cadore, che da domenica notte giace appoggiato a un muretto a poche decine di metri oltre il luogo in cui nel luglio scorso si consumò la tragedia provocata da Angelica Hutter. Ci assale un senso di sconforto nel ricordo del piccolo Mattia, di Marco Antoniello e della nonna del bimbo Maria Grazia Zuin, nella consapevolezza che quel dissuasore di velocità nulla avrebbe potuto, e non solo perché al suo interno non è mai stato collocato un rilevatore di velocità. È un atto di emulazione, appunto se ne parla tanto e quindi è sicuramente un atto di emulazione, anche perché comunque firme non ci sono, voglio dire. È successo domenica mattina, sabato notte, insomma, quindi io presumo sia stata una ragazzata. Qualche residente che preferisce parlare lontano dalla telecamera racconta di una scorribanda di ragazzini fra sabato e domenica che hanno disturbato il centro del paese. A qualcuno di loro potrebbe essere balenata l'idea di imitare lo sconosciuto Fleximan, che con un flessibile sta abbattendo i pali su cui sono montati i rilevatori di velocità. In questa zona qui abbiamo ancora il ricordo terrificante dell'incidente che è avvenuto, ci sono stati 3 morti, quindi diciamo sicuramente fra gli autovelox che ci sono è stato proprio il meno adeguato da abbattere sicuramente. Una postazione non funzionante che l'amministrazione intende rendere operativa al più presto, compatibilmente con i fondi a disposizione e con la carenza di personale. Attualmente Santo Stefano di Cadore è senza vigile come gli altri 4 comuni della Valcomelico e l'auspicio è che insieme possa essere trovata una soluzione. L'ideale, spiega la vice sindaca, sarebbe fare controlli mirati, ma ci vogliono almeno 2 agenti e non ce n'è nemmeno uno. Intanto oggi sono stati richiesti i preventivi per ripristinare il box in via Udine. È un rettilineo, qua sfrecciano regolarmente e dopo l'incidente che è avvenuto il Comune di Venezia, comunque ci tengo a dirlo, si è reso disponibile ad aiutarci e abbiamo fatto anche dei preventivi adesso per mettere anche dei semafori intelligenti, almeno per ottenere un risultato diciamo immediato, anche se qualcuno va oltre la velocità consentita viene fermato. Vediamo se riusciamo a mettere almeno questo in funzione, insomma. E nessun commento da parte dei familiari delle 3 vittime in Cadore, ma sulla questione è intervenuto il presidente della municipalità di Favaro Veneto. Già togliere un autovelox è di per sé un atto di inciviltà deplorevole che va sconfessato in ogni modo e in ogni maniera, ma farlo anche nella strada dove è avvenuta quella tragedia è anche un'offesa nei confronti di chi ha patito quella tragedia. Un gesto che ferisce perché riporta con la mente al giorno in cui Angelica Hutter ha travolto e ucciso il piccolo Mattia Antoniello di 2 anni, il Papa Marco di 47 e la nonna Maria Zuin di 64, tutti di Favaro Veneto. I familiari hanno scelto di non commentare questo gesto definito un atto di emulazione di Fleximan o più probabilmente una ragazzata, ma ferma condanna arriva dal presidente della municipalità di Favaro Veneto. È evidente che chi commette questi gesti, oltre a commettere un gesto grave in sé che nel 2024 ci aspetteremo non venisse commesso, commette un atto di offesa nei confronti della comunità. Nel caso di Santo Stefano di Cadore è un'offesa anche nei confronti dei parenti delle vittime di questa tragedia che ha scosso l'intera Favaro Veneto, ma credo anche l'intero Veneto. Fare un gesto come quello che è stato fatto nella strada dove è successo quella gravissima tragedia è un'offesa ancora più grave rispetto a quanto hanno già dovuto patire, soffrire, quanto già stanno soffrendo, perché purtroppo è una sofferenza senza fine evidentemente. Quindi chi l'ha fatto dovrebbe solo che vergognarsi. E continua a tenere banco il caso di Fleximan. La consigliera regionale di Forza Italia e vicepresidente di ANCI Veneto Elisa Venturini ne ha parlato in un incontro con il prefetto di Padova.
Come rappresentante dei comuni del Veneto, in modo particolare poi sono padovana, ma questo è un fenomeno che interessa, se vogliamo, un po' tutte le province, il Veneto. Sono venuta a rappresentare al prefetto la situazione, il disagio, il parere, il punto di vista anche che c'è da parte degli amministratori, perché abbiamo avuto modo comunque in queste settimane di fare delle valutazioni anche tra noi amministratori. Incontro informale tra la vicepresidente di ANCI Veneto Elisa Venturini e il prefetto di Padova Francesco Messina. Il tema Fleximan, il fenomeno che sta colpendo in tutta Italia di assalti alle telecamere che rilevano la velocità lungo le strade. Le preoccupazioni dei sindaci sono proprio quelle di capire dove applicare, come applicare, farlo seguendo delle regole, tenendo conto che devono essere assolutamente comunque condannati gli atti di vandalismo perché non possono essere accettati, e una riflessione profonda da parte degli amministratori deve essere quella di chiedere o non chiedere se installare un dispositivo. Deve essere fatto un ragionamento generale, dice la Venturini, tra politica nazionale e amministrazione locale. Allora dobbiamo invece cambiare le regole a monte e dire che non vanno installati autovelox o non vanno installati in determinate posizioni, o devono essere cambiate le regole dei controlli. Dobbiamo cambiare le regole, ma a monte a questo punto, perché pensare di farsi giustizia, stante il nostro ordinamento, non può essere tollerato. Ed ora ci fermiamo, pochissimi istanti di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo subito a Bassano perché 3 mesi fa un vandalo aveva imbrattato la facciata di Palazzo Bonaguro. La questione è in mano ora alla soprintendenza, ma in questi giorni i residenti si continuano a lamentare. Ce ne parla, lo vedo già sullo schermo, il nostro Alex Giuliano. Alex, buongiorno, la linea a te. Un buongiorno a te, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici benissimo, 3 mesi fa era inizio novembre quando un vandalo deturpò la facciata di Palazzo Bonaguro, come potete vedere alle mie spalle. Palazzo Bonaguro è un monumento storico veramente a pochi passi dal Ponte Vecchio di Bassano. È una di quelle cartoline, in questo caso una cartolina scarabocchiata, che immortala la città degli Alpini. Ebbene, a distanza, dicevamo, di 3 mesi, le scritte sono rimaste, il palazzo non è stato ripulito. Questo perché? Perché la questione è bloccata, è in mano alla soprintendenza, l'amministrazione comunale si è mossa per tempo, ma adesso è ancora tutto fermo. Ieri i residenti del quartiere hanno alzato la voce, hanno chiesto rispetto per questo monumento e insomma per l'intero quartiere di Angarano. Noi siamo qui con il vice sindaco Andrea Zonta, vice sindaco di Bassano, per cercare di capire come possiamo risolvere questo problema, quanto c'è da aspettare e soprattutto come si può arginare il fenomeno del vandalismo che è in costante aumento in tutto il territorio. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, le domande sono molteplici. Diciamo che la prima situazione, subito dopo l'atto vandalico, noi abbiamo interpellato la soprintendenza, che dopo qualche giorno è venuta per vedere il danno e le possibili soluzioni, accordate poi con l'ufficio tecnico comunale, e in successione è stata fatta la richiesta, pertanto predisposta la documentazione, inviata alla soprintendenza, che adesso c'è stato poi anche il periodo natalizio in mezzo, di cui stiamo attendendo appunto la loro risposta, che confidiamo di avere in una decina di giorni. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione, siamo già in contatto con un paio di aziende per un'offerta, per poi fare le nostre considerazioni e intervenire il più breve tempo possibile. Tenete presente che essendo appunto un edificio a grado di protezione monumentale, ha delle sue caratteristiche di intervento, non è possibile andare lì con prodotti chimici o quant'altro, è necessario trovare e studiare la soluzione migliore per il suo ripristino. Lo faremo nel più breve tempo possibile. Come arginare queste situazioni? Io credo che la prima cosa sia una questione culturale, cioè questi eventi non dovrebbero accadere, perché il rispetto della cosa pubblica dovrebbe essere una delle situazioni basilari che dovrebbero essere insegnate sin da quando si è bambini. Il fatto di non rispettare comporta queste situazioni, a questi anche tempi che immagino che per il normale cittadino siano un po' lunghi, ma sono i tempi delle amministrazioni pubbliche.
C'è da dire in chiusura che sabato proprio qui sono attese centinaia di penne nere, gli alpini di Aosta, per la consegna dei cappelli degli alpini proprio sul Ponte Vecchio di Bassano. Noi chiaramente seguiremo il tutto, ma in chiusura, Vice Sindaco, possiamo dire che non è proprio un bellissimo biglietto da visita quello di vedere gli alpini arrivare e Palazzo Bonaguro ancora deturpato dai graffiti. Chiaramente non fa mai piacere che queste situazioni accadano, però io credo che tutto sommato gli alpini, appunto perché sono alpini, in qualche modo possano anche capire e sappiano, perché spesse volte anche le caserme sono oggetto di atti non proprio civili. Ecco, noi, come ho detto prima, stiamo facendo il possibile, i tempi servono e ci vogliono, sarà magari un augurio perché gli alpini che vengono nel fine settimana possano ritornare e vederlo bello e pulito e più attraente di quello che è adesso. E allora, con questo augurio, con questa speranza, per il momento da Bassano del Grappa è tutto. Grazie davvero Alex Giuliano, grazie anche al tuo ospite. Noi andiamo avanti e dovremo collegarci ora, lo vedo già sullo schermo, Federico Capraro, presidente dell'Ascom Confcommercio Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, io vorrei parlare con lei prima di tutto di questo fenomeno delle baby gang, delle risse che abbiamo visto, si sono registrate nel centro di Treviso, ma non solo, anche un po' in tutti i comuni. Vorrei partire con il servizio, con la tensione in Piazza Borsa e con l'esasperazione dei residenti. A parlare è anche Mario Pozza, che è il presidente della Camera di Commercio di Treviso, che ha sede proprio nel quadrante più caldo della città, e il presidente dice: troppa arroganza, colpa dei genitori. Sentiamo. C'è un'arroganza da parte di questi ragazzi, di queste ragazze nei confronti delle istituzioni che veramente lascia sbalorditi. Ma questi genitori come educano questi ragazzi? Io ho visto imprecare i ragazzi contro le forze dell'ordine senza fargli niente. Non solo una diagnosi, è più uno sfogo quello di Mario Pozza, che Piazza Borsa con le sue dinamiche la conosce bene, visto che qui ha sede l'ente camerale. Pozza stesso nel luglio scorso, uscendo dall'ufficio, era stato minacciato con una bottiglia da un giovane straniero. La tensione di sabato scorso con le due minorenni che si sono accapigliate non è che un episodio cui si aggiungono sempre nel weekend due violenti alterchi avvenuti alle giostre di Vittorio Veneto con un 17enne e una 16enne feriti. Il fenomeno è generale. Si sta degenerando qual è, direi, il comportamento che arriva purtroppo ai fatti che si notano e si vedono tutti i giorni sui giornali. È un problema di educazione. Parla di valori Mario Pozza, che chiama in causa direttamente le famiglie, pensiero che fa anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che pure sottolinea come il centro sia monitorato dalle forze dell'ordine. È evidente che questi ragazzi custodiscono dentro di loro un vuoto familiare importante. Poi se c'è una minoranza di giovani disturbatori e maleducati, questi vanno accompagnati in un percorso educativo attraverso tanti strumenti che stiamo mettendo a disposizione. Proprio venerdì questo alla sede del progetto Giovani presenteremo ai ragazzi il servizio civile, che anche quella è per loro un'opportunità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni di mettersi alla prova, di entrare in dei contesti lavorativi. Da Casugana l'appello ai genitori maggiormente in difficoltà a farsi avanti e contattare i servizi sociali. Sarebbe interessante se ad esempio i genitori dei ragazzi segnalati si rivolgessero ai servizi anche dei loro comuni, non ovviamente del comune capoluogo per forza, per capire come poter gestire magari questa fascia adolescenziale, spesso, anche se poi ci sono degli innesti di adulti facinorosi, e poter quindi fare un lavoro insieme. Presidente, vediamo. Non c'è più, vediamo, eccolo qui. Presidente, dunque una situazione, quella delle baby gang, di queste risse, di questi ragazzi che creano problemi anche ovviamente ai commercianti. Ma il tema è ampio e ovviamente a me in questo momento e a noi una valutazione solo
un aspetto sociale che riguarda l'ambito commerciale e l'ambito cittadino, perché i temi sarebbero molti e uscirebbero anche dalle nostre competenze. C'è un fenomeno diffuso riguardo dei centri storici, non solo quello di Treviso, certamente. È un fenomeno che altera gli equilibri, altera le modalità di vita all'interno di un contesto, in questo caso cittadino, urbano, di un centro storico come quello di Treviso. In particolare il fenomeno è in un ambito abbastanza delimitato, che è quello di Piazza Borsa. Cosa succede? Questo equilibrio che salta porta una percezione di insicurezza molto forte in capo a coloro che lo vivono, che lavorano e che vi risiedono e che lo frequentano. Comporta che c'è un approccio a questo tipo di frequentazione che è molto condizionato. Chi il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, qualsiasi momento della settimana frequenta il centro, lo frequenta certo per delle commissioni, per delle necessità, ma lo frequenta anche per il piacere di vivere la propria città. E con questo spirito passeggia sotto i portici, guarda le vetrine, acquista. È una condizione di serenità quella di cui ha bisogno il consumatore per la sua propensione all'acquisto, la propensione anche alla visita, al godersi anche il tempo libero. Ecco, questo fenomeno altera questa condizione. La preoccupazione che c'è è, da un punto di vista evidentemente sociale, e c'è chi se ne sta occupando, tutto questo fenomeno che degrada la comunità, e dal punto di vista commerciale un'alterazione delle condizioni di vita, perché ciò che interessa all'esercente, al negoziante, è certo ciò che succede all'interno della propria attività, ma molto di più ciò che succede fuori, perché se la città è attrattiva, se la città è visitata, se la città è frequentata, ed è frequentata con quello che io chiamo questo equilibrio, con queste condizioni di lavoro, allora è chiaro che si creano tutte le condizioni per sviluppare un commercio che sia il commercio che realmente conosciamo a Treviso e che c'è sempre stato. Ecco, la sentiamo non benissimo, Presidente, abbiamo forse il collegamento che è leggermente disturbato, non sappiamo se riusciamo magari a ricollegarci meglio, perché sennò facciamo fatica anche a sentire. Lei adesso mi sente bene? Io benissimo, però forse è un problema mio, se mi avete sentito male adesso è meglio? Adesso la sentiamo meglio. Ecco, io le faccio prima una domanda, poi ho visto che ci sono i colleghi di Padova che parlano proprio oltretutto di una baby gang. Però commercianti noi abbiamo sentito che sono preoccupati perché insomma ragazzi che girano, che possono entrare nel negozio e comunque a volte insomma creano del disagio perché magari se si mettono o si piazzano in qualche posto dove ci sono dei negozi, ovviamente il cittadino cerca di girare a largo per evitare di finire poi nel mezzo di queste insomma risse, quindi questo comunque è un problema anche per i commercianti. Lo è soprattutto perché appunto condiziona l'approccio di coloro che vengono a Treviso anche ad acquistare e proprio la loro percezione. Noi abbiamo anche come posso dire, fatto delle richieste, le richieste sono state ascoltate. Nel momento in cui questo fenomeno si è sviluppato abbiamo richiesto un presidio e abbiamo visto che quando c'è il presidio il fenomeno ovviamente cala. Com'è possibile presidiare 24 ore su 24 tutta la città? Ma intanto non è proprio così, ci sono degli orari e dei giorni particolari in cui questi fenomeni succedono e in questi momenti serve il presidio. Però credo che serva un presidio anche di altro tipo, cioè alcuni spazi vanno occupati evidentemente perché per toglierli a chi pensa che questo sia il modo di vivere la città vanno tolti occupandoli con degli eventi, con delle occasioni, con delle presenze fisiche che siano anche un deterrente perché si creino queste situazioni. Con eventi che magari possano provare anche a coinvolgere questi stessi giovani che evidentemente sono
vivono dei disagi. Io adesso non entro in questo aspetto qui, ma in qualche modo noi dobbiamo risolvere il problema, ma dobbiamo anche intercettare questo disagio per fare in modo che non sia una soluzione temporanea volta per volta, ma sia anche nel medio termine pensare a temi di educazione, di prevenzione, di educazione civica, ma anche di impegno. E quindi, ripeto, occupare questi spazi con degli eventi che possono impegnare anche un target giovane, perché magari alcuni di questi non vengono distratti dal gruppo nel fare determinate cose, ma vengono attratti da altro, può essere sicuramente un aspetto. Noi abbiamo fatto grande fatica dopo il Covid a tornare a vivere la città. Oggi abbiamo grande attenzione perché questa città venga vissuta dai trevigiani, dai turisti, da coloro che visitano Treviso, e non certo da queste presenze che creano dei disagi, creano delle difficoltà, ma soprattutto non fanno parte del nostro vivere comune. Ecco, io Presidente le chiedo solo di attendere un attimo, perché ho visto nel nostro schermo, si parla sempre di risse che coinvolgono dei giovanissimi. È accaduta questa rissa a Padova, vedo sullo schermo la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Si contendevano il campetto di basket dove mi trovo io ora, i ragazzi coinvolti in questo ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi avvenuto qui a Padova sabato 20 gennaio. Ad avere la peggio 2 sedicenni, uno ha riportato la frattura del setto nasale, l'altro un trauma cranico e facciale per una bottigliata ricevuta in faccia. 7 sono già stati identificati e sono stati denunciati, ma proseguono le indagini della polizia perché la questura, in particolare il questore di Padova Marco Dorisio, vuole dare un nome e un volto a tutti i ragazzi minorenni violenti che hanno partecipato a questa rissa, circa una ventina, e per loro potrebbero ovviamente scattare anche misure preventive come il foglio di via dalla città o il cosiddetto DASPO urbano. Quindi le indagini proseguono. Il plauso a questa operazione è stato fatto anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha detto è un fenomeno, quello delle baby gang, che va monitorato e non sottovalutato, ringraziando appunto la questura di Padova per l'intervento. È avvenuto in questo campetto di basket che era stato fatto proprio per riqualificare quest'area di Piazza De Gasperi, che spesso era abbandonata, e dare invece ai giovani un luogo di aggregazione. Purtroppo questo episodio di violenza che ha coinvolto tutti i ragazzi giovanissimi, e questa appunto purtroppo è la cronaca dell'ennesimo episodio, visto che anche nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato, c'è stata l'aggressione di una ragazzina avvenuta invece nel quartiere Arcella. Ma ricostruiamo quanto è avvenuto in questo campo da basket di Piazza De Gasperi a Padova nel nostro servizio, e io restituisco la linea allo studio. Progettavano una nuova spedizione punitiva, ma sono stati fermati in tempo dalla polizia. 7 minorenni sono stati individuati e indagati dalla squadra mobile di Padova dopo una rissa avvenuta lo scorso 20 gennaio in Piazza De Gasperi e proseguita poi all'interno e all'esterno di un fast food di Piazzale Stazione a Padova. La violenza era esplosa perché il gruppo di ragazzi si contendeva il campetto da basket di Piazza De Gasperi. Una ventina circa i minorenni coinvolti, molti di questi avevano tirapugni e spray urticante. Ad avere la peggio un sedicenne che ha riportato la frattura delle ossa del setto nasale e una contusione al costato, mentre un altro suo coetaneo ha subito un trauma cranico facciale causato da una bottigliata ricevuta in testa. I poliziotti della squadra mobile, grazie ai video delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze dei presenti, hanno individuato i componenti più violenti della gang e hanno perquisito le abitazioni di 7 di loro a Padova e in provincia, ritrovando armi come il tirapugni e un manganello telescopico di metallo e anche bombolette di spray urticante. I 7 giovanissimi sono stati così indagati. Sui loro telefoni gli agenti hanno ritrovato chat e messaggi dove si pianificava un'altra spedizione punitiva nei confronti del gruppo rivale di minorenni. Presidente, dunque è un fenomeno che purtroppo, come si vede, non riguarda solo la Marca Trevigiana o Treviso, ma un po' dappertutto. L'abbiamo visto anche insomma
nel Padovano pochi istanti fa. Insomma, si spera poi che si trovino delle soluzioni. Presidente, lei diceva insomma di coinvolgere di più i ragazzi, ma penso un po' tutti i comuni si stanno davvero attrezzando per cercare di mettere in piedi iniziative proprio per coinvolgere questi giovani. Dure le parole invece del Presidente Pozza, che dice insomma manca evidentemente dietro manca una famiglia, oppure l'educazione della famiglia. Questo è il... ciò che succede a Padova evidentemente non ci consola, e ha appena confermato che anche il recuperare degli spazi per dedicarli ai ragazzi, proprio per impegnarli, poi comunque può comportare quello che abbiamo visto. Io non ho ricordi che a pallacanestro si giocasse col tirapugni. Evidentemente quelle sono tutte delle occasioni che vengono colte per, ripeto, esprimere evidentemente un disagio che c'è. Io condivido molto quello che dice il Presidente Pozza. C'è una presenza della Camera di Commercio proprio in Piazza Borsa, alla quale noi guardiamo con grande attenzione, perché il recupero di quello spazio anche da un punto di vista commerciale può sicuramente portare il recupero di quello spazio anche da un punto di vista sociale, no, della frequentazione. Ma è certo che a monte c'è una questione. Io lo dico da genitore di 3 figli, di cui 2 in età dai 15 ai 17 anni, qui è evidentemente una situazione che noi genitori dobbiamo denunciare, denunciandoci. Cioè, evidentemente noi genitori non ci stiamo assumendo delle responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri figli e che abbiamo nei confronti anche degli amici dei nostri figli, perché dobbiamo recuperare una logica educativa che evidentemente abbiamo perso. Non siamo soli in questo, però non possiamo evidentemente scaricare sulle forze dell'ordine, sulle amministrazioni locali, sulla scuola, tutto ciò che noi evidentemente non stiamo facendo bene, perché questi fenomeni che riguardano questi minorenni, questi ragazzini, sono fenomeni che hanno delle responsabilità a monte, che sono quelle di noi genitori di questi ragazzi, per cui dobbiamo partire a monte da chi questa responsabilità ce l'ha. Per cui ecco che lavorare sulle scuole, lavorare sulle famiglie, lavorare sulla cultura, sull'educazione civica, lavorare sull'impegno, sugli eventi, sul tenere appunto vivi questi giovani, e lavorare sul presidio e sulla presenza commerciale nelle città. Sembra di no, ma come diciamo spesso, un angolo chiuso, un angolo buio, un angolo non tanto vissuto può portare un maggior degrado. Quello che succede in Piazza Borsa evidentemente non è così, perché è una piazza ricca di attività, è nel cuore di una bellissima città. Noi dobbiamo lavorare su altri fronti, perché è un posto straordinariamente bello, e deve tornare, ripeto, in mano a chi lo sa amare e lo sa vivere come deve essere. Presidente, cambiando anche argomento, parliamo insomma invece di saldi, come sta andando? Ma c'erano delle aspettative che, devo essere sincero, da quello che dicono i dati, erano maggiori, cioè migliori rispetto ai risultati ottenuti. Stiamo assistendo anche dei fenomeni che facciamo un po' fatica a leggere, nel senso che una contrazione di spesa pensavamo portasse ad un maggior acquisto proprio nella fase in cui questa spesa diventa più conveniente, cioè durante i saldi. Questo non è avvenuto nella misura che pensavamo. Devo essere sincero che poi è un tema sicuramente di disponibilità di spesa, è un tema di contrazione di spesa, è un tema insomma, che incide evidentemente per ragioni anche di vari altri aspetti, l'inflazione piuttosto che altre cose, ma sicuramente c'è un aspetto, c'è anche uno spostamento della spesa, perché a fronte di questo dato dei saldi stiamo registrando dei dati invece diversi su un altro tipo di spesa, la spesa conviviale, la spesa esperienziale, la spesa del pranzo, della cena, dell'uscita, del weekend, anche della montagna, che insomma presenta costi importanti per chi oggi ama sciare, magari anche con la famiglia non è proprio alla portata di tutti. Lì registriamo dei dati molto positivi, e quindi evidentemente accanto ai temi
che affrontavamo, c'è anche un tema di diversificazione, di spostamento della spesa che va verso altri settori, perché evidentemente in questo momento l'acquisto e quindi la proprietà e il possesso delle cose sta lasciando il posto all'esperienza, cioè dall'avere al fare. E questa è una tendenza che è in corso e lo vediamo anche sulla spesa e, ripeto, lo spostamento della spesa. Questo vale per gli italiani, ma in parte anche per gli stranieri. Ecco, però insomma, abbiamo visto che comunque un po' tutto l'anno ormai ci sono gli stranieri a Treviso, questo non ha un po' aumentato, incentivato la spesa con i saldi? Ma allora, noi abbiamo una stagione turistica che dal punto di vista commerciale si fa molto sentire, cioè da aprile a novembre nella stagione turistica delle nostre zone, anche della città di Treviso, abbiamo una presenza turistica che spende con una propensione alta, che trova quello che gradisce in termini di moda, in termini di food, in termini di tante cose, e si percepisce proprio da un punto di vista commerciale che è una presenza turistica importante da questo punto di vista economico. In questo periodo, che ovviamente vede per ovvie ragioni di stagionalità una diminuzione del flusso turistico, anche se ricordiamo il flusso turistico nella nostra bassa stagione, che è tradizionalmente l'inverno, è comunque maggiore, leggermente maggiore dei flussi turistici degli inverni precedenti, quindi qualcosina sta cambiando. Evidentemente in questo momento noi abbiamo, oltre alla contrazione che dicevamo, oltre allo spostamento di spesa che dicevamo, anche una minor presenza turistica e quindi un minor impatto del turismo nel commercio. Ciò che si verifica da aprile a novembre invece è un commercio che vive anche grazie alla spesa del turista, quindi all'indotto che genera il turista. Ecco, ci sono dei settori che hanno risentito di più di questo, diciamo, di questa diminuzione degli acquisti? Beh, il tema dei saldi è legato al settore moda, calzatura, abbigliamento, accessori. Sicuramente questo è uno dei settori che evidenzia questo aspetto più di altri. Ecco, ci sarà un po' una riflessione al termine di tutto da parte dell'Ascom su questo? Ma la riflessione è necessaria perché ci sono fenomeni che cambiano anche molto velocemente. Abitudini, consumi, modelli di spesa, canali di spesa, tutto il tema dell'online è un tema e quindi i punti di incontro sono necessari per confrontarsi tra colleghi e capire cosa fare in generale e cosa fare in particolare, perché la città di Treviso, ma anche il territorio circostante, ripeto, deve prendere in considerazione la presenza turistica come una presenza che commercialmente avrà sempre un maggiore impatto. Certo che i turisti parlano altre lingue, certo che i turisti comprano determinate cose, certo che i turisti vivono la città in determinati momenti dell'anno e anche in determinate fasce orarie dell'anno, quindi vuol dire cambiare anche delle abitudini che cambiano in funzione di una clientela che è diversa. Ecco, prima di chiudere il collegamento, Presidente, lei diceva bisogna anche capire che cosa fare in termini generali, tipo cosa si può fare di più? Ma noi dobbiamo prendere evidentemente consapevolezza che c'è un approccio, una modalità diversa a determinati consumi. Questo ormai è un percorso già avviato, sono all'interno anche di logiche distributive ben chiare, ormai definite, anche diverse rispetto alle nostre abitudini, per cui noi dobbiamo iniziare a considerare la valenza dei nostri centri storici da più punti di vista, perché dobbiamo sopperire a quella che era un'anima quasi esclusivamente commerciale dei centri storici e oggi invece un'anima che è come posso dire, composita di tante altre cose. Quello commerciale è diventato uno degli aspetti, ma non certo l'aspetto diciamo preminente. Quello che noi dobbiamo considerare proprio in generale come cambiano le tendenze e quali sono le tendenze dei consumatori di domani, cioè dei nostri giovani che stanno diventando consumatori
e che approcciano l'acquisto, ripeto, con modalità diverse, dedicando tempi diversi, attenzioni diverse, budget di spesa diverse e soprattutto canali diversi. Anche ad esempio cambiare gli orari può essere una... Anche cambiare gli orari, anche cambiare i giorni di chiusura, che non è detto che nelle stesse stagioni lo stesso giorno vada bene o la stessa quantità di giorni, può darsi che ci siano dei periodi in cui avere un giorno di chiusura non è commercialmente conveniente e forse dei periodi in cui si potrebbe avere anche un giorno in più di chiusura, per dire, se guardiamo lo stretto rapporto tra come posso dire, tra vendite e orari d'apertura. Sono tutti dei cambiamenti, gli orari continuati, le aperture serali, ma ripeto, anche i prodotti che si vendono evidentemente a seconda del mercato che cambia davanti alla vetrina devono essere oggetto di riflessione, come dicevi Daniela, riflessioni che vanno fatte tenendo conto di nature, di modalità e di modelli che noi portiamo avanti da anni. Alcune attività sono storiche, no? Ma la storicità delle attività è data dal fatto che hanno avuto la capacità di innovarsi sempre di fronte ai cambiamenti. Credo che anche questo cambiamento in corso comporti la necessità di un rinnovo e anche di un'innovazione, quindi è un doppio cambio. Presidente, io la ringrazio. Grazie è stato un piacere, grazie a voi e ci vediamo sicuramente presto. Assolutamente, grazie Presidente. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio in diretta. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui, Roberto Fava, consigliere provinciale con la delega alla sicurezza stradale. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Grazie invece a lei per essere qui. Abbiamo iniziato questa prima edizione parlando purtroppo di incidenti stradali. Abbiamo visto l'iniziativa Conegliano della panchina bianca per ricordare le vittime della strada. Abbiamo purtroppo dovuto parlare di diversi incidenti, lo ricordiamo il 18enne morto a Cimadolmo per essere salito sul cofano di una macchina in corsa, forse una sfida, forse una bravata, però insomma il ragazzo poi è caduto ed è stato investito dalla stessa auto, è morto ieri in ospedale dopo 10 giorni appeso proprio davvero ad un filo. Un morto anche nel Padovano, insomma tanti incidenti, i dati insomma saranno presentati, quelli del 2023 sì. Nei prossimi giorni per capire insomma siamo in linea, c'è un aumento? Sì, i dati ufficialmente dal nostro osservatorio della provincia verranno presentati in prefettura i prossimi giorni, quindi a breve ci saranno i dati ufficiali. Ma facendo riferimento a quelli del 2022, sì, anche quelli di quest'anno sono abbastanza in linea. Nel 2022 furono 66 decessi, un dato che ci fa sempre così da leggere sulle cause del decesso. Dei 66 decessi ben 13 furono lo scorso anno per sconti frontali e 13 per frontale laterale, quindi vuol dire un cambio di corsia. E addirittura ce ne fossero 14 per uscita autonoma di strada, quindi cause queste, motivi questi che fanno pensare a delle distrazioni, perché ahimè... che è uno dei fattori purtroppo. Ecco, parlando dei fattori, lo ricordiamo, insomma i comportamenti forse poco attenti a volte degli automobilisti, quelli di utilizzare il cellulare, ormai lo ricordiamo in tutte le nostre edizioni, quello di bere e dopo mettersi alla guida sono i fattori più gravi, quelli che si riscontrano maggiormente negli incidenti stradali. Sì, certo. E rispetto all'anno scorso, quest'anno più o meno siamo sempre su quella... Ripeto, i dati saranno presentati, però grosso modo sono in linea purtroppo, ahimè, con quelli dello scorso anno. Sulle cause non si discostano. E quello che come provincia ci tengo a dire che stiamo cercando di fare è un progetto che è stato presentato a settembre del 22 insieme all'azienda ULS e insieme alla prefettura abbiamo creato un progetto che si chiama Tavolo per la sicurezza stradale. Questa mattina ero proprio in provincia per un incontro del gruppo 3, quello che si occupa della formazione, perché abbiamo monitorato tutti i comuni
della provincia di Treviso e oggi abbiamo un dato che in 71 comuni viene fatta un'attività di educazione stradale presso le scuole e a breve faremo una plenaria con tutti i comuni e tutti i soggetti che appunto fanno attività di educazione stradale per presentare dei format che abbiamo strutturato a tutti i livelli, dalla scuola infanzia fino agli anziani, fino alla terza età, e cercare di uniformare un po' a livello territoriale la modalità di insegnamento e di formazione. La parola d'ordine è far crescere la consapevolezza nei cittadini e in particolare nei giovani su che cosa vuol dire stare al volante di un'auto e quanti sono i pericoli. Poi non è commentabile l'episodio, purtroppo ahimè, la morte del 18enne, perché poi queste cose rasentano l'impossibile da decifrare e da capire. Però, qualcuno dice la bravata, però insomma una sfida che davvero poi finisce in tragedia. Sì, commentavamo lo scorso anno il youtuber che ha fatto il video a Roma. Cioè io non riesco a commentarli, veramente non riesco a commentarli questi episodi, perché anche se hai 18 anni non c'è la percezione del pericolo e quindi non c'è la consapevolezza di qual è il pericolo quando tu fai una cosa di questo genere, per la tua vita e anche per quella degli altri, perché poi rovini la vita anche di qualcun altro quando succedono dei fatti così gravi. Anche perché ricordiamo che l'automobilista rischia insomma dei risvolti giudiziari che saranno ovviamente valutati sia dalle forze dell'ordine che dalla magistratura, e ricordiamo che 18 anni è la vittima, 18enne è l'autista dell'auto, quindi davvero neopatentati. Sì, ripeto, non so che dire. Lascia senza parole un Lascia fatto senza del parole. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare come istituzioni a lavorare, e questo progetto fatto assieme all'azienda ULSS e alla prefettura rappresenta un po' l'unione anche delle istituzioni per combattere tutti nella stessa direzione. Però se un ragazzo beve e si mette al volante con un tasso alcolico impossibile da poter sostenere alla guida, o se fa una cosa del genere, viva Dio, noi non possiamo fare altro che continuare a insistere e ad essere presenti. E poi mi auguro che anche le famiglie questo messaggio lo ricevano, questo messaggio lo trasformino in messaggio per i loro figli, che gli educatori a tutti i livelli, da quello scolastico a quello sportivo, siano costantemente sul pezzo per dire ai ragazzi quanto è pericolosa questa cosa. Io guarda, ho soddisfazione perché con il progetto abbiamo coinvolto anche la consulta degli studenti. E veramente trovo dei ragazzi che sono di una maturità elevata. Poi succedono questi episodi e mi viene da mettere in dubbio tutta la generazione, ma non è così, per fortuna non è così. Sarebbe importante il passaparola proprio dei giovani. Purtroppo però io vi devo dare la notizia che un po' era circolata ieri, oggi purtroppo è diventata realtà. Il 16enne che era stato coinvolto nell'incidente con altri 2 coetanei, tutti e 3 in moto, erano stati travolti dall'auto in zona di Asolo, di un automobilista di 90 anni che ha avuto un malore, e purtroppo il 16enne che era il più grave è deceduto questa notte. Si tratta di Timothy Dal Bello. Ovviamente poi insomma ulteriori notizie riguardo a questa ennesima tragedia della strada nel corso dei nostri telegiornali. Purtroppo due giovani vite spezzate davvero in pochissime ore l'una dall'altra. Adesso la rabbia anche, abbiamo sentito degli amici di Timothy e lo strazio, il dolore di questa famiglia che perde il proprio figlio. Purtroppo sembra che ogni giorno dobbiamo raccontare di queste tragedie, lo facciamo per cercare di far capire, in questo caso è stato proprio un incidente che però insomma ha coinvolto dei ragazzini, e anche in questo caso ci si domanda insomma, guidare ad un'età insomma 90 o ultra novantenni, anche questo forse sarebbe da rivedere.
Sì, ma allora intanto mi viene da pensare allo strazio anche di questo signore che per tutta la vita magari l'avrà condotta in maniera impeccabile e si trova a 90 anni con un peso sulle spalle. Purtroppo anche lui vittima, Anche lui è una purtroppo vittima, certo. di incidente. Il nostro progetto, ripeto, con l'azienda ULSS si rivolge anche in un sottogruppo anche e prevalentemente alle vittime e anche al supporto ai familiari delle vittime, quindi insomma chiaro, anzi il primo fuoco è esattamente su questo. Però mi rendo conto anche di quanto è importante il gruppo che abbiamo creato degli over 65, perché questa è una novità che questo tavolo è riuscito a portare. Abbiamo creato un format e stiamo facendo delle lezioni agli over 65 sulle università della terza età, sui circoli anziani. Ci sono già un sacco di richieste che però facciamo fatica anche a sostenere per mancanza anche di persone che facciano le lezioni. Insomma, però è iniziato lo scorso anno questo percorso e mi rendo conto di quanto importante sia rivolgersi anche al mondo degli anziani, perché anche in loro deve esserci la consapevolezza, esattamente al contrario di quella dei diciottenni e dei giovani, la consapevolezza che non sei più forse, devi renderti conto che non sei più all'altezza forse di quando avevi qualche anno in meno di stare al volante e quindi di adottare non si ha più tutte la prontezza, diciamo, che può avere magari un... Sì, ma non solo, anche alla conoscenza del codice della strada, cioè stiamo lavorando su questo soprattutto, ma parallelamente alla conoscenza e l'aggiornamento sul codice della strada, l'anziano si rende conto anche che dovrà stabilire anche un limite entro il quale potrà stare al volante e questo secondo me è importante perché se c'è qualcuno che te lo dice ci pensi finché sei in grado di pensarci, se nessuno te lo dice magari arrivi un momento ed è un momento che può essere tardi, ecco, per quanto uno sia sempre lucido, ma i tuoi riflessi non sono quelli che c'erano prima. Insomma. Ecco, questo è un progetto che è partito, che andrà avanti, si può fare qualcosa di più? Io ogni tanto ci penso cosa possiamo fare di più e anche oggi ci siamo interrogati su questa cosa, c'erano dentro al tavolo abbiamo alcuni comandanti di polizie locali, abbiamo la polizia stradale, abbiamo tutti i soggetti che sono nel mondo della strada. E abbiamo allacciato un rapporto con CAV, con la società autostrade, dove i format educativi li stiamo mettendo assieme e faremo per il prossimo anno anche una iniziativa comune dentro al Sant'Artemio con l'auditorium e con delle prove con i simulatori all'esterno dell'auditorium. Far di più è continuare a insistere perché tutti siamo parte in causa, tutti siamo coinvolti e nessuno è escluso, per cui l'educazione arriva da tutti i fronti. Noi che stiamo adesso parlando a livello di comunicazione lo siamo, anzi forse è uno dei punti più importanti la comunicazione per arrivare a far crescere questa consapevolezza, ma dalle famiglie alla scuola al mondo sportivo, qualsiasi persona che sta a contatto con gli altri deve parlare di questo argomento a tutti i livelli. E non mollare, continuare a crescere in sensibilità, perché abbiamo costituito anche un portale nel quale andiamo a caricare tutti gli eventi che ogni singolo comune fa, in modo che rimanga una traccia, perché domani uno apre il portale e vede le iniziative sul territorio che sono state fatte e quali significati hanno avuto. Non so, per quello che mi riguarda per esempio a Spresiano, a maggio facciamo la festa delle associazioni, quest'anno abbiamo deciso col comando della polizia locale e col collega assessore di fare uno stand nel quale faremo educazione stradale, quindi chiedendo alle scuole e dando appuntamento alle scuole faremo delle prove con gli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, dei percorsi pedonali e faremo insieme all'ACI delle prove sui simulatori. Ma in quell'occasione è un'occasione in cui tutto il mondo associativo sarà coinvolto ed è un messaggio forte che diamo a tutte le altre associazioni, nessuno è escluso da questa battaglia. Ecco, noi abbiamo visto insomma, adesso insomma, è al centro un po' delle discussioni Fleximan, che ormai battezzato in questa maniera,
si dice, si parla, qualcuno a pro, molti contro, però insomma qualcuno dice ma i comuni fanno cassa, e invece insomma questi sono apparecchiature che servono per proprio disincentivare l'eccesso di velocità, ecco. Guarda Daniela, questa vicenda mi sta rattristando alquanto, perché far passare gli autovelox come dei metodi per far cassa vuol dire combattere contro un messaggio che invece deve essere esattamente l'opposto. Cioè quello è uno strumento che dissuade la velocità, perché è inevitabile. Quando vediamo una colonnina sulla strada, chiunque rallenta. E allora il fatto di combattere quell'oggetto vuol dire che siamo autorizzati a correre, cioè rischiamo di capovolgere il messaggio che è esattamente l'opposto. Di mandare un messaggio sbagliato. Sbagliato. Io guarda, un giorno ricevo una telefonata da un amico che si lamenta perché la polizia locale gli ha dato una multa a 75 all'ora sul limite di 50. Ma com'è possibile? Chi vanno qui? E dico, ma come? Stavi 25 all'ora sopra il limite? Cioè, capisco che può succedere, ma stavi 25 all'ora sopra il limite, devi esserne consapevole, non lamentarti perché hai preso un'ammenda di 100 euro. Beh, viva Dio, viviamo, cioè, noi abbiamo un T-Red. Stiamo vedendo qua uno dei... Ecco, a Spresiano abbiamo un T-Red. C'è gente che si lamenta perché è passata con il rosso. Ma come? Cioè, ma hai avuto un momento di mancata lucidità perché sei passato con il rosso? Posso solo dire questo, perché se sei passato volontariamente, questo è un atto delinquenziale, non da lamentarsi. Per cui mi dispiace che questa, seppure legittima questione che gli autovelox possono servire per far cassa, riesca a ribaltare un concetto che invece è quello della sicurezza, perché quegli strumenti sono un dissuasore della velocità che andiamo ad attuare per strada, e sembra invece che abbattendoli noi siamo autorizzati a correre. Non è così. Ecco, e fra l'altro dobbiamo ricordare che soprattutto la Marca Trevigiana è una provincia dove ci sono parecchie strade che sono dritte e che a volte portano gli automobilisti a correre, provocando poi incidenti molto gravi, e ne abbiamo insomma dovuto raccontarne davvero tanti nell'ultimo anno. Ritorno in questo tema. Noi a Spresiano siamo attraversati dalla Pontebana, che è una strada, è un rettilineo. Bene, l'azione che fanno la nostra polizia locale è proprio quella di misurare la velocità sul tratto di Pontebana dove la gente corre. Abbiamo avuto 10 morti negli ultimi 10 anni in Pontebana, in tutti i tipi, da attraversamento della strada, attraversamento fuori strisce pedonali, una moto che viaggiava penso a 200 km/h, un'auto è uscita da una laterale a Pontebana e si è schiantata contro, l'uscita autonoma certo, contro un platano dove sono morti 2 ragazzi. Cioè, ci interroghiamo se vale la pena mettere un dissuasore che limiti la velocità. Ma certo che vale la pena, abbiamo avuto 10 morti. Che poi ricordiamo, vedendo queste immagini, che oltre al messaggio sbagliato che poi viene lanciato, è anche una questione economica, perché poi i comuni devono ripristinare queste apparecchiature. Certo, e quindi al contrario, dal fatto che dici che faccio cassa ti crea un danno ulteriore. Quindi insomma io inviterei tutti, spero che rapidamente questa questione di Fleximan un pochino si smorzi, perché mi dispiace vedere così rovinato un messaggio che invece è esattamente l'opposto, con tutto il fatto che posso anche dire che è legittimo pensare che certi autovelox siano messi lì per far cassa, è legittimo pensarlo, ma nella realtà servono a farti andare più piano. Per cui mi auguro che si smorzi questa situazione, questa polemica, che magari anche gli amministratori locali da questa vicenda abbiano da avere maggiore consapevolezza anche loro nel fatto di adottare gli strumenti in situazioni veramente utili, veramente necessarie. Però spero che non continui ancora molto questo dibattito, perché è un dibattito che tra l'altro non ha neanche senso. Insomma, noi dobbiamo dire che per strada si va secondo le regole.
Se dovesse lanciare un appello ai giovani, ma non solo ai giovani, perché noi molte volte diciamo giovani, però gli incidenti stradali non sono provocati o causati solo da giovani, anzi a volte proprio da chi magari l'auto la guida da parecchio tempo e magari insomma così è talmente sicuro che abbiamo visto insomma situazioni in cui ci sono automobilisti che leggono il cellulare mentre guidano, è davvero molto pericoloso, perché basta poi la frenata della macchina davanti per causare poi il sinistro. Sì, che tra l'altro c'è un paradosso che gli strumenti di sicurezza delle auto negli ultimi anni sono aumentati in maniera notevolissima. Oggi compri una piccola utilitaria e hai il sistema di frenata automatica. Ma i decessi non sono mica diminuiti, cioè quegli importanti strumenti di sicurezza che sono nelle auto oggi avrebbero naturalmente dovuto ridurre gli incidenti. Invece io l'appello che faccio è che 3.300 morti ogni anno sulle strade della nostra nazione, 66 lo scorso anno in provincia di Treviso, non sono tollerabili per nessuno, perché vedete, in provincia di Treviso abbiamo un terzo dei comuni sotto i 5.000 abitanti. È come se ogni anno noi vedessimo scomparire uno di quei comuni sotto i 5.000 abitanti, perché 3.300 vittime sono la scomparsa di una comunità, di un campanile a cui siamo tutti affezionati e non possiamo tollerarlo. Rendiamoci conto tutti che quando saliamo in macchina dobbiamo osservare tutte le regole, guardare avanti, perché purtroppo la stragrande maggioranza degli incidenti avvengono per un fattore umano, imponderabile a volte, ma sempre per un fattore umano. Per cui l'unico modo per limitare è che quel fattore umano noi lo possiamo controllare. E siamo tutti, e dobbiamo essere e sentirci tutti impegnati su questa strada. Io ringrazio, siamo arrivati al termine, ringrazio davvero. Grazie a te, Roberto Fava per essere stato con noi. Ci sarebbe ancora molto da dire, perché purtroppo questo è uno dei temi di cui insomma parliamo costantemente nei nostri telegiornali. Non vorremmo farlo, ma purtroppo. Ne dobbiamo parlare. Ringraziamo davvero Roberto Fava, poi grazie. Insomma speriamo di averlo qua ospite ancora. Ringrazio i registi Francesca Pezzo e Alessandro Granziera che ci hanno seguito fino qui. Ovviamente vi ricordo l'appuntamento è per domani, stessa ora. Vi ricordo che questa sera ci sarà la nostra trasmissione Ring. Vedete il sondaggio che vi abbiamo proposto oggi, che è quello del tram a Treviso. Vi piace l'idea? Una proposta dell'amministrazione comunale di Treviso. E gli ospiti questa sera a Ring sono l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, l'onorevole Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, Giuseppe Pan, Lega, Nicola Talmi della CGIL. Questi sono gli ospiti. Il sondaggio l'avete visto, potete continuare a votare l'esito di questo sondaggio nel corso di questa trasmissione. Non rimane che salutarvi, vi ricordo dopo le previsioni meteo, il film Life e l'appuntamento è per domani. Grazie, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Giorni della merla con l'alta pressione, tempo stabile e mite, con qualche nebbia e con lo smog. Vediamo il dettaglio di martedì 30 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature. L'anticiclone è bloccato sul centro Europa e questa situazione favorisce la formazione di fitte nebbie in pianura insieme alla pessima qualità dell'aria, specie nelle grandi città. Le temperature si manterranno stazionarie, minime tra -1 e 0 gradi, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla bassa pianura e sulla costa sarà probabile la presenza di foschie o nebbie, specie nelle ore mattutine e notturne. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prevarrà ancora il sole con qualche nube alta.
Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime invece sui 12-14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.